Scatman's World. Bella ragazzi, tutti del comandante veneziano, ragazzi, siamo ormai alla fine di questa stagione, dobbiamo portare a casa assolutamente il primo posto e andare in Serie B. Adesso c'è la San Benedettese che è l'ottava, il Pordenone che è il 12° e l'Ancona 17°. Ragazzi, voglio 9 punti come le ultime 3 partite per insomma ipotecare il tutto, anche perché giochiamo le ultime col Padova e il Bassano, le ultime sfide gareggiane, le ultime sfide sono un po' difficili. Va buono raga, ci becchiamo, cosa dobbiamo fare? Posto in arrivo. Avete soddisfatto, ragazzi, arriva il rinnovo del contratto. Allora, sticker per promozione, vincendo il campionato, budget per gli acquisti 800.000 euro, budget stipendi 6 milioni. Nessuno ha preso... Ok, va bene, cazzo. Perfetto. Molto molto bene, che se ne riduzione stipendi, vabbè i soldi non sono un problema, piuttosto... piuttosto non andiamo a spendere soldi per gli acquisti, quindi accontentiamoci. Poi chiaramente se andiamo in B ci sarà un budget più alto, questo è sicuro, insomma è sempre così. Eh sì, sono entusiasta del nuovo contratto. Ragazzi, e Cutrone vince l'MVP e Cutrone dedica il premio all'Ardite, cioè veneziano, quindi probabilmente è fatta, nel senso Cutrone lo possiamo sicuramente tenere, perché quando un giocatore mi ama così tanto sarà molto semplice tenerlo. Perfetto. E adesso ragazzi andiamo... Vabbè, qua i consigli, insomma so già quello che devo fare teoricamente contro la San Benedettese. Pre-partita. Non parlo di questa cosa, se sinceramente con vantaggio non giocare la Coppa Italia mi sembra una cagata. Sono posto forse a parlare della San Benedettese. Non ho nessuna preoccupazione ragazzi, li massacriamo questi. Vabbè, se non diciamo con la San Benedettese, perché siamo in trasferta all'ottava, però raga. Se vogliamo andare in Serie B dobbiamo assolutamente vincere queste partite. Se no... la dirigenza è contenta. Non c'è merito, ok, contenti per gli ingaggi. Francesco Deli una pessima... Niente, Francesco Deli non va bene, allora a sto punto lo lasciamo. La Reggiana vince. Attenzione, 3 mesi fuori Luca Clemenza, anche Clemenza mi ha un po' deluso, Clemenza ha proprio un'integrità fisica paragonabile a quella di Pato. Porca puttina. Vabbè. Andiamo contro la San Benedettese. Ok. Domenica 2 aprile 2017, raga. Bisogna portare a casa assolutamente i 3 punticini. Ok, anche Ivanone è fuori, Ivanone ancora 3 settimane, vabbè, ormai è finita la stagione Clemenza, purtroppo. Vabbè, noi abbiamo Pippo Melegoni, a quadro, Stiulak, il porco di Stiulak, Orsolini lo leviamo e rimettiamo il nostro Al Capone. Capone penso, non so, Piantino lo dobbiamo tenere. Non so se riusciamo a tenerli tutti, se poi voglio comprare qualcuno di importante per la B, devo fare delle scelte purtroppo. La squadra c'è comunque, a quadro, Stulak Melegoni. Io direi di andare così. Perfetto. Andiamo ragazzi. Cerchiamo di chiudere il prima possibile il primo posto, così possiamo già pensare agli acquisti e cosa fare il prossimo anno ragazzi. Aspetto consigli per la Serie B perché voglio andare in Serie B, perché sennò ragazzi veramente mi sparo. Ho fatto una squadra per andare subito in B, poi c'ho dalla B alla A, non posso promettere subito il miracolo, devo fare una bella squadra. No, non commento di Domizzi, che Domizzi veramente non lo metto in modulo, mi ha fatto delle belle partite, sinceramente Domizzi mi ha rotto le palle. Cominciamo con il nostro contropiede iniziale per capire. Oddio. Vai raga. Inizia la partita. Portiamo a casa i 3 punti ragazzi, proviamoci. Abbiamo Cutrone stragasato dopo i premi vinti, l'MVP ogni giorno vince l'MVP, cazzo. Incoraggiamoli. Il Bassano va in vantaggio a Pordenone intanto. Lulli. Vai a quadro. Bianchi. Modulo già ammonito purtroppo. Al Capone, vai Al.
No, Capone sbaglia malamente. Bravissimo qua Capone, riprende la palla. Vai Garofalo. Melegoni. Ancora Capone. Vai Al, bravissimo, vai Cutrone. Vai Patrick. Tiro abbastanza indegno, sinceramente. Il contropiede questo primo tempo non ci ha dato grandissime cose. Piantina sbaglia purtroppo. Non stiamo giocando una gran partita, raga. Forse sentiamo la tensione dell'obiettivo. Occhio ragazzi, Di Massimo. Non ci siamo. Mamma mia, Fofana per poco, fallaccio. Occhio, rigore. Ma vaffanculo. Adesso mi dà anche il rosso magari. Dai, rigore per la San Manedettese, incredibile. Vai Facchia, adesso tocca a te. Ammonito Fofana. Dai portierone. Mamma mia, dai portierone, ti prego. Regalaci il miracolo, regalacelo. Bel gol di Radi. Ai ai ai. Aggressivo. Sì. Offensivo. Togliamo Fofana e mettiamo Baldanzeddu. Ok. Perfetto. Vabbè, speriamo bene ragazzi. Speriamo che questo fallo non mi è piaciuto. Se no dovevamo assolutamente pareggiare, raga. Porca, non ci voleva questa. Vai Melegoni, subito di rabbia. Vai Patrick. Vai Pippo Melegoni. Vai Capone. Bravo Capone. Vai Capone. Mamma mia, Frison la para. Dai ragazzi, dai. Incredibile. A San Benedetto del Tronto stiamo rischiando veramente tanto, eh. Perdiamo 1-0. Fallaccio, ma dai, fatalità ai 2 terzini, ma vaffanculo. Partita veramente inutile. Dai. Ma per piacere, ma... Aspetta un attimo, allora... Facciamo così, poi mettiamo modulo. I Domizi, vabbè, però inaccettabile, Ok. E poi mettiamo DHT per una quadro che mi ha deluso. Infatti in 10, mamma mia ragazzi, mamma mia che furto, il furto di San Benedetto del Tronto. Appena messo in campo quel coglione, Fofana monito con rigore, vabbè. Ma non ho parole. Qua si vede siamo i coglioni ragazzi. Si vede da queste partite qua, siamo un uomo in meno e perdiamo 1-0. Guarda che roba. Vai Cutrone, bravo, vai Capone. Gol di Capone! Gol di Capone, vaffanculo, rimango offensivo. Grandissimo Capone in 10 contro 11. Questo è il Venezia che voglio. No, te, per adesso calcio d'angolo, tac. Vai Stulak, è tua Stulak. Niente da fare. Dai Stulak, bravissimo Stulak, questo è un cuore veneziano. Vai Eder, vai Piantina. DHT. Capone! Capone 2-1. Adesso dobbiamo stare calmi. Contropiede, non possiamo più attaccare adesso, chiaramente, se no... Dai, raga. Portiamo a casa l'impresa, ce la possiamo fare, cazzo. Mamma che... Oddio, oddio. Gol. Fuori gioco.
Ma dai, che era fuori gioco, vabbè. Ora torniamo offensivi. Peccato, ragazzi, peccato. Attenti. Incredibile 3, vabbè. Questa era una partita abbastanza buggata, purtroppo. La devo perdere per forza, l'avevo ribaltata in 10. Non ho parole. Non ho parole proprio. Il furto di San Benedetto del Tronto. Ora se perdo la promozione diretta per sti rincoglioniti di merda. Ma la fallo non dava. Mamma mia che furto. Mamma mia. Il furto di San Benedetto. Dai Cutrone, il golletto stupido, cazzo, me lo merito. E l'abbiamo ribaltata, dai il gol stupido di Cutrone. Il gol beffardo. Vai Diacate. Vai Stulak, Melegoni. Diacate, dai il sogno di pareggiarla almeno. Melegoni. Diacate. Cutrone, ah vabbè, niente. Di solito sempre l'azione, non riusciamo neanche a fare un tiro, vabbè. 89esimo, ormai è finita. Un miracolo, si vuole Diacate. Fuori. Sconfitta pesantissima e immeritata, che siamo 10 contro 11, veramente un furto inaccettabile. Vai Cutrone, vai Patrick, ma vai a fare in culo. Mamma mia che furto, mamma mia che furto. Meritano solo la serie visti, la serie D, cazzo. Mamma che sconfitta pesante. Ma vaffanculo, va. Ma vaffanbrodo. Ma non voglio dire niente. No comment. Porca. Sì, per carità. Per fortuna che il Bassano ha perso. C'è andata di culo. Il Modena ha pareggiato. Meno male. Però potevamo chiuderla. Porca miseria, potevamo chiuderla. Marabando no, non vado neanche da sti stronzi. Sì, però multa di 2 settimane. Beh. Grande capone. Sì, complimenti. Ma da dentro c'è la multa. Ragazzi, L'unico cambio che ho fatto è di HT al posto di A quadro. E basta, insomma, ragazzi. Vediamo se riusciamo a combinare. Per il portiere bisogna vincere. Meno male che ha perso addirittura il Bassano e pareggiato il Modena. È stata di culo proprio. Però veramente mi ha fatto già i coglioni perdere così. Sì, speriamo di poter vincere sto cazzo di campionato. Un po' paura perché ogni tanto abbiamo dei svarioni. In bocca al lupo ragazzi, offensiva. Cioè in Serie B devono cambiare tante cose, devono maturare dei giocatori perché comunque a volte abbiamo delle battute d'arresto imperdonabili. Vai Cutrone. Fallo di Gerimbro. Vai Garofalo. Rigore. Subito rigore per il Venezia. Dopo il furto di San Benedetto del Tronto ci vogliono già regalare un rigore che non l'avevo capito onestamente. Garofalo. Vai Garo, ti prego. Garofalo! Dopo un minuto, Venezia 1, Pordenone 0. Su rigore Agostino. Garofalo. Dai ragazzuoli. Attenzione, ecco. Vari svarioni. Mamma mia. Dai, Melegoni. Gol. Mamma mia che traversa. Gol. Mamma mia Facchini. Che traversa del Pordenone. La squadra è un po' scarica, dovrà una strigliata, perché pensano già di essere in Serie B. Non va bene.
Vai Bianchi, non la prende Suciu per Burrai. Guarda come gioca il Pordenone, ragazzi. Traversa incredibile, comunque è stata anche bene. Parliamo alla squadra con energia, concentratevi. Niente ciò. Dopo il rigore un po' regalato. Bravissimo portiere. Mirko Stefano infortunato. Insomma, il 33esimo, partita un po' collosa. Melegoni, Diakate. Vai Patrick, niente da fare. Sta dominando il Pordenone, incredibile. Bravo Fofò, finalmente Fofana ha fatto un bel intervento. Vai Piantina, vai Piantina. Patrick Cutrone, bellissimo per Piantina, bellissima azione, fuori di niente, mamma mia Piantina. Piantina Cutrone, ragazzi, che duo. Però non stiamo giocando bene, raga. Attenzione, ma che cazzo, ma bravo portiere. Mettiamo controllo perché l'offensiva proprio non lo teniamo. Fuori gioco di Suciu, meno male. Suciu. Dominio del Pordenone, non meritiamo assolutamente di vincere. Assolutamente. Cerchiamo di sederci sull'1-1, sull'1-0, bene. Ci è andata bene, ma un rigore dubbio. Non mi ha fatto piacere la partita, rimotivato Fofana, non rompere i coglioni, decido io. Cioè, se state giocando male, sto giocando male. 78, 70, Melegoni è stanco. Allora, mettiamo Gennaro De Simone, che ancora onestamente non l'ho ancora capito sto giocatore, se tenerlo o no. Dai raga, dai raga. Mamma mia che sofferenza, ragazzi. Dai un'incornata. Vai Capone, Capone dappertutto, anche a destra. Bravissimo Stulak, Fofana. Stulak. Bravissimo Stulak. DHT per Patrick. Vai Patrick, sfonda sta porta. Patrick, Patrick, Patrick! Non ci credo. Non è un errore da Cutrone questo, eh? Vai. Stulak. No, ma cos'è sta roba? Mamma, no, vabbè ragazzi. Non ho parole, non ho parole. Mostratemi un po' le palle, perché stiamo giocando malissimo. Stiamo giocando veramente di merda, anche Stulak morto, vabbè. Mettiamo Francesco Deli. Ok. Mamma mia che male che stiamo giocando. (1-0) bugiardissimo. Ci ha salvato il culo il portiere. Vai Capone, bravi. Questa è una bella azione. Finalmente gol di Cutrone. Sì! Patrick Cutrone. Bravo Patrick. Buono, 2-0. Ci abbiamo giocato meglio in 10 contro 11 la partita di prima e vinciamo questa. Com'è strano il calcio, mamma com'è strano. Il calcio non è una scienza esatta, è uno degli sport più imprevedibili della storia, cazzo. E dai, voglio il gol di Modolo. Madonna, Modolo per poco! Non ci credo. Vai Capone, bravo. De Simone, che ancora non si capisce se è forte o no De Simone. Cutrone.
Andiamo a casa, 2-0, secco, andiamo a casa. Vai di Simone, bravo, vai Al. Deli. DHT. Bravissimo per Cutrone. Patrick, mamma mia, un altro errore. Patrick non è in forma, però. Ha fatto un gol, ma che tanti errori. Dai, andiamo a casa, andiamo a casa. E che ormai è finita. Cerchiamo di fare un bel clean sheet, di non prendere gol, magari, grazie. Buon 2-0 del Venezia. Non giochiamo bene, ma l'importante è portare a casa i 3 punticini. Molto molto bene. 7 punti dal Modena, ma non ha ancora giocato il Bassano. 7 punti, non male, raga, non male. Raga, la squadra è un po' stanca, voglio mantenere i giocatori. Mi hanno scritto che se faccio 75 punti o più posso battere il record della Lega Pro di punti. Cutrone sta entrando nella storia come il giocatore più prolifico in una stagione col Venezia. Tante belle cose, ma voglio la promozione, ragazzi. Cominciate a segnalarmi i giocatori per la Serie B, raga. Cominciate voi. Ok, il Bassano non ha ancora giocato, bisogna vincere, però. L'Ancona 17esimo, ragazzi, bisogna batterlo. Partiamo subito offensivi. Bisogna battere allo stadio del Conero. L'Ancona, bellissimo stadio. Però dobbiamo vincere noi. Vai Cutrone. Ah, subito Ricci recupera bene. Non ci voleva proprio la sconfitta con la San Benedettese. Aia, contusione alla tibia per Capone. Ai 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 ai. Mettiamo Riccardo Orsolini, anche se era bello in forma, cazzo. Capone. Capone purtroppo che sta giocando un gran calcio, non penso di poter rinnovare. Vediamo, perché non posso rinnovarli tutti, anche perché voglio comprare qualche giocatore. Adesso vediamo, dai. Primo tempo che passa via così, uno 0-0 veramente atroce, è uno schifo di partita. Mamma mia. Dai ragazzi, crediamoci. Non posso neanche fare cambi, Cutrone, poveretto, mi sta morendo. Ma... devo fare un bel acquisto in attacco, voglio fare, Un giocatore di categoria devo prendere. Niente, non riusciamo. Allora vediamo chi è morto. Allora, cazzo Modolo è distrutto. DHT Stulak. Lasciamo DHT e rischiamo De Simone. De Simone devo assolutamente capire se vale la pena. E Modulo è morto. Mettiamo Domizzi, se mi fa un po' paura. Ok. Vai. Fatti cambi molto presto, ma volevo dare un... Dai, Fioi, dai. Mamma mia, che partita di merda. Oddio, no, non perderla però, Ai ai ai. Gol dell'Ancona, incredibile. Il primo tiro in porta. Altro che record di punti. Che delusione. Sto trittico di partita è andato malissimo. Disastro ragazzi, disastro. Squadra è stanchissima.
Questo è pesante. Questa è pesante. Il Modena crolla, ci sta andando di culo. E il Bassano ha vinto. Con una partita in meno il Bassano può rientrare. Capone fuori 11 giorni. Stenta da molto. Sì, siamo anche sfortunati, però, No comment, vabbè. Dai, un saluto dal Comendone veneziano. 3 partite veramente difficili. Adesso ne mancano 4, le faremo tutti nel prossimo video. Ragazzi, cominciate a considerare i giocatori. Speriamo che non porti sfiga sta cosa, però in 3 partite 3 punti. Veramente male. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!